Grazie, naturalmente abbiamo sentito dalle parole di chi mi ha preceduto il perché di questa festa che è nata 17 anni fa sulla festa del ringraziamento e quindi con i coltivatori diretti, con i cacciatori, a cui si sono aggiunti poi 7 anni fa l'associazione allevatori, che ha fatto fare veramente un salto di qualità importante alla festa, e oggi con l'aiuto anche della regione, della provincia, dell'ERSA e quant'altro si è imposta come una festa ormai a carattere regionale. Da parte mia naturalmente grazie a tutti, da parte di una città, di una comunità come la nostra, che negli ultimi anni ha visto schizzare, grazie anche a questa festa, le presenze turistiche. Siamo la prima città anche quest'anno che corre a 2 cifre nonostante la crisi economica, e questo è un fattore importante perché stiamo portando tanti turisti nella nostra città, noi che prima del terremoto non eravamo una città turistica, ma soprattutto mi preme ricordare oggi, proprio in occasione di questa 17ª edizione, ma del 40ennale del terremoto, anche la non presenza degli amici di Foligno di Colfiorito proprio per le vicende del terremoto dell'Italia centrale, e invito tutti i compaesani e non a mettere mano al taccuino e a fare quelle opere di solidarietà che noi qui 40 anni fa abbiamo ricevuto, e abbiamo ricevuto anche dei contributi notevoli anche sul settore dell'agricoltura e dell'allevamento. Non dimentichiamoci, oggi è il nostro turno, è vero siamo in crisi ma possiamo ripartire e oggi non siamo più, come ricordo spesso, stati la capitale del terremoto e poi la capitale della ricostruzione, ma siamo veramente una città simbolo di rinascita e di risurrezione, portata ad esempio per tutti. Non dimentichiamolo e ognuno di noi faccia fino in fondo la propria parte. Buona festa a tutti!